di Alghero vorrei invitare qui sul palco una coppia di algheresi che indossano degli abiti particolari di cui subito vi raccontiamo, diciamo, i significati più importanti. Allora ci giriamo intorno, mi metto qui al centro, divido la coppia, ecco, lei venga qui vicino a me. Allora tu ci racconti un pochino come sono nati? Sì, allora, soprattutto il costume dell'uomo, del pescatore, è un costume storico di cui abbiamo anche testimonianze di un libro abbastanza famoso di Tode Buell, che è L'Alghè, un popolo catalano d'Italia, dove appunto in copertina appare il pescatore vestito appunto con questo costume qua. La popolana invece è nato da una fantasia sotto richiesta e patrocinio del comune di Alghero, ed è, come dicevo prima, è nata appunto da una fantasia della stilista signora Brigida Langella, che l'ha creato in base appunto ai costumi, agli abiti che indossavano le popolane di quel tempo. Infatti alcuni particolari li ritroviamo qua nel lago, che utilizzavano per cucire le reti, perché a quanto si dice erano le donne che cucivano le reti dei pescatori. E in linea di massima i tessuti che sono utilizzati sia per l'uomo che per la donna sono il lino grezzo, antico, che infatti non si trova più, e poi ci sono naturalmente i richiami del mare con i coralli che Alghero la rendono tanto famosa. Grazie mille per questa vostra partecipazione, avete un posto qui in prima fila, quindi siete nostri ospiti naturalmente come padroni di casa. E mentre salutiamo Alghero, vedo che Olmedo